Certo, il corso di primo livello offre anche un approccio pratico. Ricordiamo che ogni incontro, che dura all'incirca 2 ore e mezzo, ha la prima parte di carattere teorico che rispecchia un po' quello che è il programma e la seconda parte che è di carattere pratico. In che cosa consiste la tecnica della degustazione? In ogni incontro ci sono 3 prodotti in degustazione e naturalmente un docente che accompagna il pubblico, che accompagna la sala in un percorso sensoriale, un'analisi sensoriale attraverso una taratura, in maniera tale da dare ad ognuno gli strumenti per poter affinare una propria tecnica della degustazione e la capacità nello spiegare un vino correttamente. A questo possiamo aggiungere 2 incontri di carattere tecnico, la figura del sommelier, le funzioni del sommelier, in cui si parlerà di temperature di servizio, di decantazione, di attrezzi del sommelier e naturalmente la tecnica vera e propria per eseguire un servizio ad hoc.